Stiamo procedendo come azienda Australia Serenissima secondo indicazioni normative e quindi, dopo essere stata mandata la lettera con indicato una data per vaccinarsi e la possibilità di effettuare vaccinazione, se impossibilitato in quella data, nei 30 giorni successivi. Dopo quanto dichiarato dal governatore Zaia sulle procedure che ogni azienda sanitaria del Veneto decide di adottare, l'ULSTRE vuole dare un'ultima possibilità ai circa 2000 operatori sanitari dell'azienda che non si sono ancora vaccinati. Ha inviato una lettera con giorno e data in cui presentarsi. Qualora il giorno non andasse bene, la persona ha 30 giorni di tempo per potersi organizzare. È stata inoltre istituita una commissione ad hoc per verificare ogni singola posizione di chi ha dichiarato di non potersi vaccinare per determinati motivi. In caso contrario, Si passa alla notificazione alla persona, al datore di lavoro e all'ordine specifico, segnalando situazione di eventuale inadempienza. E a questa volta gli ordini proseguono con la sospensione e i datori di lavoro con l'identificazione di una situazione lavorativa possibilmente senza contatto con l'utenza oppure fino alla sospensione. Quindi in questo momento si sta procedendo celermente in questa situazione per definire le situazioni dei singoli casi.